Consiglio metropolitano, prima uscita pubblica per il sindaco di Venezia indagato. Pronto a questa via crucis, i cittadini Dico sono una persona onesta e trasparente e attacca l'opposizione, sono come chi voleva la liberazione di Barabba. Immediata replica del Partito Democratico, ora si crede Gesù abbia l'umiltà di chiedere scusa alla città e il coraggio di affrontare il Consiglio Comunale. Il sindaco conferma sarà presente stasera alla cerimonia di apertura del ponte votivo per la festa del Redentore, rischio contestazioni e tensioni. Oggi i primi interrogatori, Renato Borato non risponde agli inquirenti, in silenzio anche l'imprenditore ormenese, 23esimo indagato è il magnate di Singapore, protagonista della vendita di Palazzo Papadopoli. Le ossa di donna tra i 40 e i 50 anni scoperte in un sacco nella soffitta della canonica di una parrocchia di Stoccareddo di Gaglio sarebbero state nascoste da almeno 50 anni. Indagato per omicidio colposo il papà della bimba morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto. L'autopsia sulla bimba il 23 luglio. Agnese, ora è in cielo, le parole della mamma alla sorellina. Ultimo giorno a Palazzo Balbi per Elena Donat-San che lascia la giunta Zaia e martedì sarà a Bruxelles dopo l'elezione al Parlamento europeo. Potrebbe avere la vicepresidenza della Commissione Industria, resta da sciogliere il nodo del suo sostituto. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei nostri telegiornali. Dunque, prima apparizione pubblica del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, dall'inizio dell'inchiesta che ha travolto il comune. Il sindaco ha parlato a Ca' davanti ai soli consiglieri di maggioranza della città metropolitana. È la mia via crucis, ha detto, ma io ho la coscienza pulita. Tirare fango alla gente è facile, si fa numeri, si mette nei giornali, ci rovinano le vite. La nostra spero di no, mi spiace appunto ovviamente per i miei amici, per Stefani, per la gente che si fida di me, continuate a fidarmi perché sono una persona onesta. È la prima apparizione pubblica di Luigi Brugnaro dopo l'inchiesta giudiziaria che 3 giorni fa ha travolto il comune di Venezia. Più volte invocato dalle opposizioni nell'infuocato consiglio comunale del 17 luglio a Ca' Farsetti, il sindaco ha presieduto il consiglio della città metropolitana, l'ex provincia di Venezia. A Ca' Corner l'atmosfera è diametralmente opposta rispetto a Ca' Farsetti qualche giorno prima. Nessuna contestazione, anzi i banchi dell'opposizione rimangono addirittura vuoti. Brugnaro parla quindi per la prima volta in pubblico dall'inizio dell'indagine davanti ai suoi consiglieri di maggioranza. Non hai mai pensato un'opposizione che senza neanche volere che andassi in consiglio a discutere, ma hanno già deciso che devo di me, hanno già deciso. E io dovrei prendere il voto democratico e mettere in mano la stagione con le agende che decidono loro, i tempi che decidono loro. Via Crucis, cose, speriamo che anche non c'è fisa, io spererei che il finale sia un po' diverso, però questa gente che grida Barabba, vi ricordate? Chi volete liberare? Gesù o Barabba? Barabba. Poi se appetito vedi domani, però è sparito tutti, non c'è mai uno che ha alzato la mano. Chi è che ha detto Barabba quella volta? Non si sa. La metafora evangelica utilizzata dal sindaco diventerà poco dopo oggetto di polemica da parte delle opposizioni. Da parte mia so di avere la coscienza pulitissima, non pulita, e che sia un galantuomo, lo dimostrerò nelle aule di giustizia o nelle sedi opportune. Le questioni sono sempre le stesse, sono dal 2015 che lo dicono. La proprietà dei Pili, la gestione del trust, il Palazzo Papadopoli è stato aggiunto, cosa a cui io non so assolutamente nulla, nel senso che abbiamo deciso di venderlo, quelle procedure non ho proprio preoccupare l'idea perché ho detto soltanto dobbiamo venderlo e ne faccio un titolo di orgoglio, aver venduto roba a Rosegotti, detti così a quel tempo, di cose che non si riuscivano a vendere, perché poi con quei soldi abbiamo utilizzati nel bilancio del comune, insomma. Brugnaro rivendica il lavoro svolto in 9 anni di amministrazione fino all'ultimo voto in consiglio comunale per il recupero dell'area dell'ex Umberto I, il cosiddetto buco di Mestre. Poco dopo Brugnaro apparirà anche a Ca' Farsetti per tracciare un bilancio del contributo d'accesso, quindi la sera l'inaugurazione del ponte votivo del Redentore. Oggi voglio il ponte votivo, no? Farò la mia via crucis, perché esiste nella vita, esistono dei momenti in cui devi rispondere. Sapevo benissimo che il ruolo era complicato, eccetera. Non pensavo di dover avere queste amarezze, questa proprio non pensavo di poterla avere per una persona onesta, è un grave, cioè è un colpo che non auguro a nessuno, davvero nessuno, neanche ai signori che non ci sono.
Il sindaco Brugnaro arriva a paragonarsi a Gesù nella speranza che i cittadini non scelgano Barabba. O è confuso o non conosce la Bibbia, oppure dovrebbe ancora una volta avere l'umiltà di non fare paragoni, ma semplicemente chiedere scusa per quello che sta facendo passare alla nostra città. Queste le parole di Monica Sambo, segretario veneziano del Partito Democratico. Come PD prosegue Sambo, continuiamo a ribadire che Brugnaro deve venire in Consiglio Comunale, il massimo organismo istituzionale della città, e invece oggi fa l'ennesimo monologo confuso. Nessuno ha offeso il sindaco nel dibattito in Consiglio Comunale e non accettiamo alcuna morale da chi ha fatto dell'insulto, del dileggio e dell'umiliazione dell'avversario la sua pratica quotidiana, conclude Sambo. Renato Boraso intanto si è avvalso della facoltà di non rispondere al GIP nell'udienza di convalida dell'arresto che si è tenuta al Tribunale di Padova. Il suo avvocato lo ha definito sereno e pronto a studiare le carte e affrontare l'inchiesta. Sono circa le 10:45 quando Renato Boraso entra nella stanza in cui si sta per svolgere l'interrogatorio di convalida dell'arresto con l'accusa di corruzione avvenuto all'alba del 16 luglio a Favaro. Boraso è detenuto al carcere Due Palazzi e l'interrogatorio che l'oramai ex assessore del Comune di Venezia ha sostenuto, accompagnato dal difensore di fiducia, l'avvocato Umberto Pauro, si è tenuto per rogatoria davanti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova. Siamo avvalsi della facoltà di non rispondere in attesa di valutare tutta la documentazione e quindi successivamente chiedere di essere sentiti. In udienza Boraso ha anche comunicato di aver presentato dimissioni irrevocabili da assessore e ha giustificato il proprio silenzio con l'impossibilità di leggere tutte le carte dell'inchiesta in tempi così brevi. Chiederete la scarcerazione intanto? Abbiamo chiesto una modifica della misura cautelare. E quando avrete il giudice? Adesso deciderà il giudice lagunare di non sostituire. Le chiedo solo come ha trovato il suo assistito. Motivato, come avevo detto già altre volte, mi pare motivato, sta iniziando a guardare tutti gli atti che sono stati depositati. L'avvocato Pauro ha anche aggiunto che per raccogliere gli atti dell'inchiesta dei pubblici ministeri Federica Baccaglini e Roberto Terzo, circa 2000 pagine più gli allegati, il suo ufficio ha dovuto acquistare strumenti elettronici tali da poter mettere le carte in unità esterne al PC. Si è avvalso della facoltà di non rispondere anche l'imprenditore Fabrizio Ormenese, anche lui arrestato per corruzione nella stessa inchiesta e detenuto al carcere di Santa Maria Maggiore a Venezia, dove si è svolta l'udienza. Nella giornata erano in programma anche gli interrogatori di Alessandra Bolognin di Montegrotto, di Insula, e dell'imprenditore Daniele Brichese, entrambi ai domiciliari. Nel frattempo l'elenco degli indagati è salito a 23. Alla lista si è aggiunto anche il magnate di Singapore Ching Chat Kwong, cui la procura contesta il versamento di 73.000 euro sui conti di Renato Boraso per l'acquisto di Palazzo Pappadopoli, di proprietà comunale. Una somma giustificata con fatture emesse da una società di Boraso per servizi inesistenti, secondo i magistrati. A breve non si escludono nuove iscrizioni tra gli indagati. Intanto stasera alla cerimonia di apertura del ponte votivo per la festa del Redentore è atteso proprio il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, ma si temono contestazioni e tensioni. Allora andiamo proprio a Venezia dal nostro Lorenzo Maier insieme a Fabio Fagliero per capire qual è la situazione in questo momento. Buonasera Lorenzo. Buonasera Francesca, a te e ai nostri telespettatori e grazie per la linea. Ci troviamo proprio sul ponte votivo che tra circa un'ora e mezza verrà aperto per questo pellegrinaggio del Redentore, come Fabio Fagliero vi sta facendo vedere con le immagini. Quindi ponte votivo aperto in anteprima per Antenna 3 e i nostri telespettatori. Qui l'atmosfera è tranquilla per il momento, almeno c'è il solito rituale anche delle bonifiche da parte delle forze dell'ordine. I tecnici di Insula hanno lavorato fino a pochi minuti fa, ci sono i sommozzatori, ma insomma tutto fa parte di quello che è il rituale di ogni anno prima dell'apertura del ponte votivo. È chiaro che le attenzioni di tutti sono per l'arrivo del sindaco Brugnaro, che sarà con il patriarca per primo attraverserà questo ponte, e noi vi faremo vedere nei prossimi anche collegamenti come si svilupperà la situazione, che per il momento è tranquilla. Una festa del Redentore che è la festa
tra le più sentite dei veneziani, insieme alla Madonna della Salute, nel cuore dell'estate, in cui i veneziani vogliono adempiere a questo voto della liberazione di Venezia dalla peste, e che si concluderà dopo i fuochi pirotecnici di sabato sera con la messa pontificale del patriarca Monsignor Francesco Moraglia di domenica sera alle 19, che Antenna 3 trasmetterà in diretta. Il ponte è lungo 334 metri, i fuochi d'artificio di domani sera avranno il tema di Marco Polo. Francesca, se non hai domande dallo studio ti restituirei la linea e ci sentiamo più tardi. Esatto, grazie a Lorenzo Maier e a Fabio Fagliero, e torneremo a collegarci con voi nei prossimi telegiornali di Antenna 3. Adesso andiamo avanti con la cronaca, ci spostiamo nel Vicentino. Le ossa trovate nella soffitta della canonica di Stoccareddo di Gaglio non sono di un soldato della Prima Guerra Mondiale, come era emerso immediatamente dopo il recupero dei poveri resti. Si tratterebbe invece delle ossa di una donna di età compresa tra i 40 e i 50 anni che sarebbero rimaste nascoste in quell'edificio per almeno mezzo secolo. Sono questi i clamorosi risultati delle perizie affidate dalla Procura di Vicenza, che aveva aperto un fascicolo dopo il rinvenimento del sacco contenente un cranio e alcune ossa nel sottotetto della canonica della frazione di Gaglio. Si apre quindi un mistero che ha colpito molto l'opinione pubblica dell'altopiano dei 7 comuni. Indagato per omicidio colposo il papà della bimba morta di caldo dopo essere stata dimenticata in auto a Marcon. L'autopsia sul corpo della piccola il 23 luglio. Si tratta di un atto dovuto, spiega il suo legale Giorgio Pietramala. In queste ore drammatiche il padre non riesce nemmeno a parlare, quindi non siamo entrati nel merito di quanto successo. Lo incontreremo nuovamente a inizio settimana. Sappiamo che la macchina è stata sequestrata, gli accertamenti sono ancora in corso, dice sempre il legale. Intanto il parroco di Zerman di Mogliano ha incontrato la famiglia e racconta le parole della mamma della piccola. Per l'altra bambina le hanno detto che la sorellina è volata al cielo e la mamma diceva: voglio che la bambina continui la sua vita normale. Per questo mamma Gloria ha portato oggi la sua primogenita all'asilo, nonostante la tragedia che con il marito sirio chinellato ieri l'ha colpita al cuore. Perché non c'è altro aggettivo per una bambina di 1 anno e mezzo uccisa dal caldo oppressivo all'interno di un'auto lasciata sotto al sole dal papà, colpito da un vuoto di memoria che gli ha completamente cancellato l'appuntamento con la consegna della piccola all'asilo prima di recarsi al lavoro. E oggi alla Lodes di Marcon non c'era nessuno, anche se l'azienda esprime vicinanza con il dipendente colpito da questa doppia tragedia. Doppia perché oltre alla morte della figlia c'è la consapevolezza di esserne stato la causa. Per questo ieri Sirio e mamma Gloria, dopo la dimissione dall'ospedale, hanno voluto incontrare il parroco. Ci siamo abbracciati, niente altro, perché credo che la cosa migliore, io invito anche tutti quanti a entrare in un rispettoso silenzio. Parole che riecheggiano nell'abitazione di via Veronese, dove la famiglia Chinellato, originaria di Salzano, vive da 5 anni e che danno la misura della tensione causata anche dall'ondata di insulti arrivati via social a papà Sirio. Leoni da tastiera ai quali Don Paolo risponde con una riflessione. Soprattutto che non succeda loro di vivere esperienze del genere, perché sarebbe pesante, molto pesante. Ma contemporaneamente sono invece tanti i messaggi di solidarietà che arrivano in municipio al sindaco Bortolato. Questo è un cittadino, cari tutti, desidero fortemente che questa mia mail arrivasse ai genitori di questa bimba volata in cielo perché è lasciata per ore al caldo in macchina. Desidero immensamente portare il loro infinito abbraccio e amorevolezza. Non vorrei qui trattare di regole sui seggiolini, anti-abbandono, ma solo parlare di vicinanza a questi 2 genitori straziati da un dolore troppo grande. Vorrei che sentissero che da stasera li vorremmo affidare al cielo, che preghiamo perché trovino attorno a loro persone care che li possono almeno un po' consolare, persone che portino loro l'abbraccio misericordioso di una comprensione nuova che sa tutta di cielo.
Cambiamo argomento, la politica. Elena Donazzan, da assessore regionale a europarlamentare, oggi l'addio da Palazzo Balbi. Lascio un'eredità importante, dice, ma non rivela alcuna anticipazione su chi sarà il suo successore in Veneto. Elena Donazzan dice addio alla Regione del Veneto come assessore dopo 19 anni per andare a Bruxelles a ricoprire il ruolo di parlamentare europea con importanti mansioni. Io dovrei essere destinata alla vicepresidenza della Commissione Industria e quindi è un ruolo importante che il mio partito mi ha affidato perché sono la responsabile nazionale del Dipartimento Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d'Italia. Martedì 23 luglio l'insediamento ufficiale, con volo il giorno prima, lunedì destinazione appunto Bruxelles, definita dalla stessa Donazzan una Babele. Io sono molto cristiana e ho avuto un'impressione, quella è una Babele di identità, di culture e di conflitti molto alti. Cercherò di fare in modo che l'interesse nazionale, che coincide esattamente con l'interesse del Veneto per me, sia valutato, sia considerato e sia difeso. A Bruxelles difenderò le imprese italiane, aggiunge. Io mi sono occupata su delega di Giorgia Meloni in questo caso dal 2019 al 2023 a novembre del Dipartimento Nazionale, ero la responsabile nazionale del Dipartimento Lavoro e Crisi, materie che avevo trattato, ma materie domestiche, cioè che hanno a che fare con la nazione. Quando il partito mi ha chiesto di essere candidata mi ha affidato un nuovo dipartimento, imprese e mondi produttivi, per andare proprio a fare quello che ho detto, cioè difendere le imprese italiane. Cosa l'ha convinta a lasciare il Veneto per l'Europa? Che c'è un limite dei mandati per gli assessori e quindi purtroppo c'è una legge regionale che prevede la scadenza, no? Io ho già fatto 2 mandati, anzi in verità ne ho fatti 4 e quindi la prossima volta non potrei più farlo. Più che un addio, forse un arrivederci, visto che nel cuore conserva il sogno di candidarsi alle prossime elezioni a presidente di regione. Nessuna anticipazione invece su chi sarà il suo successore come assessore regionale Veneto. Io non posso, perché l'ho detto al mio presidente, non posso perché è una espressione del mio partito, quella che verrà fatta. Nel pomeriggio l'ultimo incarico di giunta e dalla mezzanotte odierna se ne riparla da Bruxelles. Oggi Ceramica Dolomite, anche per problemi che sono esterni, sappiamo benissimo che siamo in guerra, che abbiamo un problema di aumento delle materie prime e di mercati, perché sono rallentati, la Germania è più rallentata di tutte le altre. Ecco, oggi gestirò l'ennesimo tavolo legato a Ceramica Dolomite. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, ora la sigla e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.